Buonasera a tutti, benvenuti all'ennesimo incontro di questo Festival Collegamenti, un festival culturale fortemente voluto dalla nostra Università degli Studi di Udine. Ho il piacere di portarvi il più sentito ringraziamento e un caloroso saluto da parte del nostro magnifico rettore, Roberto Pinton, e da parte di tutta l'Università degli Studi di Udine. Chi mi conosce per via dei Taius sa che io faccio i ringraziamenti all'inizio, quindi ringrazio prima di tutto i nostri ospiti, Adriano Zamperini che è qui con noi e Marco De Rio che è collegato da remoto e che ringraziamo doppiamente perché è in una situazione forse un po' di difficoltà. Però vorrei tanto ringraziare Monica Nese, che è la nostra delegata per la terza missione, che mi ha coinvolto in questo progetto, e l'amico Andrea Lucatello che mi ha concesso proprio questa possibilità di dialogare con Adriano e Marco, perché so che Andrea li conosce decisamente meglio di me e quindi mi ha fatto questo regalo. Grazie Andrea, so che è in giro ma mi sentirà. Allora, come prima cosa io vi presenterei i nostri ospiti, anche se non hanno bisogno di presentazione, sono molto noti, però ricordiamo un pochino a tutti chi sono. Adriano Zamperini, che è qui con me, è uno psicologo sociale, è professore ordinario di psicologia sociale presso l'Università degli Studi di Padova. È docente di psicologia della violenza, psicologia del disagio sociale e di relazioni interpersonali. È direttore del Master in sicurezza urbana e contrasto alla violenza, coordinatore scientifico del gruppo di ricerca Psicologia sociale della sicurezza, individui, gruppi, organizzazioni. Dal 2017 a oggi con Maria Luisa Menegatto, che è qui con noi questa sera, e la salutiamo e la ringraziamo di essere qui, coordina anche il gruppo di ricerca Community Health Resilience, la contaminazione ambientale da PFAS in Veneto, stress psicosociale e assistenza alla popolazione. Poi vedremo che ci sono anche delle pubblicazioni che citeremo proprio su questo tema. I suoi interessi di ricerca sono rivolti per lo più alla comprensione dell'azione umana in situazioni conflittuali e allo studio delle varie forme di esclusione sociale, oppressione e violenza. Si occupa anche di psicologia sociale del benessere e del malessere e anche di sicurezza e violenza ambientale. È autore e coautore di una quantità infinita di pubblicazioni, di oltre 300 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Ci sono moltissimi libri che probabilmente anche molti di voi hanno letto, ne ricordiamo alcuni: Psicologia sociale della responsabilità, Psicologia dell'inerzia e della solidarietà, Prigioni della mente, l'indifferenza, l'ostracismo, La bestia dentro di noi, smascherare l'aggressività, Violenza e democrazia, proprio con Menegatto, Coercizione e disagio psichico, sempre con Marina Menegatto, Cattive acque, che abbiamo qua con noi, Contaminazione ambientale e comunità violate. Ha curato poi anche, con tutta una serie di contributi personali, l'edizione italiana di diversi classici della psicologia e di imminente pubblicazione, quindi attendiamo di leggerlo, c'è un nuovo volume che si intitola Violenza invisibile, anatomia dei disastri ambientali, dei quali magari parleremo un pochino più tardi. Per quanto concerne invece Marco De Rio, è esperto di sociologia della comunicazione ambientale, è professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi nell'Università degli Studi di Parma, docente di sociologia della comunicazione politica, comunicazione e pubblicità sociale, sociologia dei processi culturali e comunicativi. Presiede la magistrale da diverso tempo, se non ho capito male, di giornalismo, cultura editoriale, comunicazione ambientale e multimediale. È vice direttore docente del Master Interateneo di primo livello, Saperi in transizione, strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale, insieme Interateneo nel senso che è l'Università di Parma che lo organizza con l'Università degli Studi di Verona e l'Università di Trento. Coordina l'Environmental Social Humanities Lab, fa parte dell'Associazione per la decrescita e del laboratorio TILT, Territori in libera transizione, insieme al quale ha curato un volume sul quale poi torneremo nel corso della nostra chiacchierata, del nostro dialogo, che è proprio Transizione o mistificazione, oltre la retorica della sostenibilità tra dogmi ed eresie. Anche lui è autore di numerosissime pubblicazioni. Il suo ultimo libro è qui con noi ed è Rigenerazione per una democrazia capace di futuro. A entrambi nuovamente il benvenuto e ovviamente a Marco un chiarimento. Marco, io non metto mai in difficoltà i miei ospiti, per cui ovviamente speriamo che vada tutto bene. Se però questa conversazione dovesse diventare pesante per te, ti sentissi in difficoltà e vuoi interrompere il collegamento, ce lo dici senza problemi, ok?
Allora, come mai ci sono io qui oggi? Per chi non mi conosce, io sono Silvia Bolognini e sono una gius agrarista, cioè mi occupo di diritto agrario. Me ne occupo nelle sue varie declinazioni, sia come diritto agrario, chiamiamolo così, puro, ma anche come diritto agroalimentare, diritto agroforestale e diritto agroambientale. Perché una gius agrarista in dialogo con un sociologo esperto di comunicazione ambientale, uno psicologo sociale, a discutere di transizione ecologica e di transizione culturale. E sottintendendo un termine che ci toccherà usare nel corso della nostra chiacchierata, che è quello di sviluppo sostenibile, che da quanto mi è parso di capire non piace tanto a nessuno dei tre, ma poi ci torneremo sopra, perché proprio io? Per una ragione molto semplice, perché ahimè la filiera, soprattutto agroalimentare, ma non solo, anche la filiera agroforestale, sono una sorta di sorvegliate speciali sotto il profilo della sostenibilità. Sorvegliate speciali perché? Perché soprattutto la filiera agroalimentare viene accusata di essere una delle maggiori responsabili anche del cambiamento climatico, sia perché opera con risorse naturali, spesso in modo non corretto, quindi è responsabile di varie tipologie, varie forme di spreco. Ancora l'agricoltura, per l'impiego di tutta una serie di sostanze chimiche, pesticidi, si va ad attribuire la perdita di biodiversità, quindi siamo in un contesto di sorvegliati speciali perché sembrerebbe esservi da parte del legislatore europeo l'intenzione di andare a normare diversi profili delle attività che gravitano attorno alla filiera agroalimentare e anche alla filiera agroforestale, proprio per ridurre il più possibile l'impatto negativo che questo settore produttivo ha in termini di cambiamento climatico, perdita di biodiversità e altre problematiche che vengono chiamate in causa quando si ragiona di sostenibilità. Vi è anche un'altra ragione però per la quale la filiera agroalimentare viene spesso accostata al termine sostenibilità, forse tra virgolette positiva, perché si vede nella filiera agroalimentare un potenziale, ovverosia si pensa che veicolando una sorta di sensibilizzazione del consumatore nei confronti della sostenibilità attraverso gli alimenti, il consumatore poi applichi questo modello, diciamo così, di scelta in altri contesti, diciamo così, di consumo. E quindi stiamo assistendo negli ultimi tempi a tutta una serie all'adozione di tutta una serie proprio di documenti programmatici da parte della Commissione europea. Voi tutti conoscete il Green Deal e sapete che all'interno del Green Deal acquisisce una particolare importanza la strategia From Farm to Fork, cioè dal produttore al consumatore. In questo contesto si sta puntando molto sulla disciplina della fornitura di informazioni al consumatore di prodotti alimentari perché si vorrebbe che questo consumatore passasse dall'effettuare delle scelte di acquisto consapevoli all'effettuare delle scelte di acquisto sostenibili. Quindi lo si vuole indirizzare verso la scelta di determinati prodotti che vengono qualificati come sostenibili. Il problema più grosso però per noi, soprattutto per noi giuristi, che siamo molto come dire, fedeli alle definizioni giuridiche, è l'assenza di una definizione di sostenibilità e di alimento sostenibile e anche una difficoltà nel comprendere che cosa il legislatore europeo intende con alimento sostenibile, perché in alcune proposte di normative declina la sostenibilità solo in un'ottica ambientale, in altre la declina in un'ottica sociale, o meglio cerca di declinarla per essere più precisi, oltre che in un'ottica ambientale, anche in un'ottica sociale, in un'ottica economica. E al momento questa normativa che aspettavamo proprio per quest'anno non si vede ancora all'orizzonte, segno evidente che c'è qualche difficoltà anche nel riuscire a delimitare i confini. Fatta questa premessa io inizierei a dialogare di tutti questi temi con i nostri ospiti, però cercherei proprio di chiarire subito i concetti che abbiamo inserito nel titolo di questo incontro, transizione ecologica o transizione culturale. Partirei con il chiedere ad Adriano che cosa intendiamo con transizione ecologica, di che cosa ragioniamo questa sera. Innanzitutto grazie per l'invito e chi mi ha presentato come uno psicologo sociale, quindi è evidente che non sono un economista e vi presenterò delle considerazioni un po' guardando il mondo dal basso, ossia dall'orizzonte delle persone comuni. Allora, all'interno di questo scenario, che cosa va detto? Va detto che quando si parla di transizione ecologica, solitamente, lo dice il termine stesso,
indica un cambiamento che, a detta di un certo tipo di narrazione, è un cambiamento di tipo sociale, economico, in modo che lo sviluppo sia in qualche modo sostenibile. Credo che tutti noi siamo stati bombardati di notizie, di informazioni sul grande cattivissimo che è la risorsa fossile, da cui tutti quanti dobbiamo fuggire. Allora, la prima cosa che va detta è che dobbiamo un po' chiarirci, dal mio punto di vista, su alcuni concetti. Innanzitutto potremmo dire che il concetto di sostenibilità è un concetto saponetta. Che cosa vuol dire? Tutte le volte che si cerca di prenderlo in modo netto, fermo, ci scivola via dalla mano. Perché non è un concetto che si autodefinisce, ma è definito da altri ed è sottoposto a 1000 interpretazioni. Già questo vi fa capire che quando si parla di sostenibilità si può parlare di tantissime cose diverse. Quindi è un concetto saponetta che sfugge, e non a caso tutti i problemi che ci sono a livello poi anche normativo sono in qualche modo il precipitato di questa vaghezza concettuale. Quello che però è importante e che va detto subito in apertura, dobbiamo essere molto attenti, perché da cittadino, oltre che da studioso, l'impressione è che ci raccontano una bella favola. Qual è questa favola? La favola che il progresso è arrivato fino a un certo punto e a un certo punto ci siamo resi conto che questo progresso che ha dato benessere, che ha permesso di affrancarci da molte condizioni gravose nella vita, in qualche modo ci si è resi conto che questo progresso ha delle conseguenze negative. Cambiamenti climatici, no? Su cui oggi si raccontano tante cose. Allora, quello che dobbiamo essere molto attenti e molto puntuali e precisi, che tutto quello che sta accadendo oggi, che riguarda gli ultimi anni, non è perché qualcuno si è risvegliato da un sonno o perché di punto in bianco abbiamo capito alcune cose. Quello che sta accadendo oggi l'abbiamo sempre saputo. Se noi guardiamo i contributi che gli storici delle scienze e dell'industria hanno prodotto in questi anni, che cosa ci viene raccontato? Che i dibattiti che noi stiamo facendo oggi sono dibattiti che erano già presenti quando è nata la rivoluzione industriale. Erano dibattiti già presenti, quindi non è che noi esseri umani eravamo abbindolati o ignari di quello che poteva capitare. Tutti voi avranno sicuramente visto qualche film tratto dai romanzi di Agatha Christie. Il famoso Fumo o la nebbia di Londra, un prodotto della rivoluzione industriale. Quindi già si sapevano questi effetti. Quindi quando si parla di sostenibilità credo che bisogna appunto essere attenti, essere precisi e cominciare a fare domande a chi utilizza questo racconto in modo autoevidente, perché dietro, poi avrò occasione di dire qualche altra cosa, ci sono tutta una serie di retroscena, un non detto che non viene detto ai cittadini. Grazie Adriano, poi ci torniamo ancora su questi concetti. Chiediamo invece a Marco di chiarirci l'altro concetto presente nel titolo di questo incontro. Che cosa si intende per transizione culturale? Buonasera, intanto grazie a Silvia per questa occasione e agli organizzatori, insomma, per averci dato questa opportunità di confronto. E intanto dico che parlo di transizione culturale, ovviamente intrecciandola profondamente al tema della transizione ecologica. Penso siano due aspetti, insieme anche alla transizione sociale e politica, che sono altri aspetti di questa trasformazione.
magari vale la pena insistere appunto su questo elemento della transizione culturale perché è meno percepito, è meno esplicito, ecco, quando si parla di queste tematiche. Io credo che sia importante però introdurre questo elemento perché altrimenti il rischio che corriamo è pensare che la crisi ecologica, che le problematiche ambientali ci stiano un po' di fronte, non siano davanti a noi. E questo un po' ci porta a pensare che si possano risolvere con un approccio molto pragmatico, no? Tecnico, manageriale, no? Come se si trattasse semplicemente di gestire meglio l'ambiente o le risorse, perché comunque sono finite, delicate, quindi insomma dobbiamo essere un po' più attenti. Credo che questo rischio, cioè di pensare che la questione ambientale sia qualcosa di esterno, ha una lunga storia, cioè ci è suggerito da una profonda tradizione di pensiero che è religioso, filosofico, anche politico, io credo, e che se vogliamo in epoca moderna è stato anche condensato in immagini. Vi vorrei far pensare al fatto che una delle immagini più iconiche del movimento ambientalista moderno è quello della Terra vista dallo spazio, no? Questo globo che tutti abbiamo imparato a vedere, che è una delle immagini più riprodotte nel mondo contemporaneo e che associamo all'idea dell'ambiente, dell'ecologia, del pensiero ecologico, eccetera. Dall'altra parte però, e pensate anche al fatto di quanto questo veicoli con sé anche l'immagine del fatto che ce ne dobbiamo curare, quindi le mani che raccolgono, curano, accarezzano, custodiscono questo pianeta, no? Come se fosse un bambino. Ora, questa che a noi sembra un'immagine scontata, in realtà è un'immagine prodotta da una modernità, cioè da uno sguardo che ha costruito no, attraverso la tecnologia un razzo che è stato sparato nello spazio, che ha fotografato per la prima volta nella storia dell'umanità la Terra dall'esterno. Quindi è un'immagine diciamo dall'esterno, dallo spazio, che è tutta un'altra cosa dall'immagine dell'essere parte del pianeta che invece è stato tipico della storia dell'umanità per millenni, no, e migliaia di anni. Credo che questo rischio, cioè di continuare a pensare che l'ambiente e la crisi sia qualcosa di esterno, sia presente anche in molte delle narrazioni più sofisticate a cui assistiamo oggi. Una parte, per esempio, del dibattito sull'antropocene, una parte del dibattito sui confini planetari, cioè l'idea che ci mettiamo di fronte alla crisi ecologica e la gestiamo no, modificando alcuni input, alcuni dati, alcune azioni, insomma, che questo ci possa permettere di gestire bene le cose. Credo che in realtà questo aumenti la nostra illusione di controllo su un problema che invece ci vede, come si può dire, implicati a pieno titolo. Da questo punto di vista dovremmo lavorare sul piano culturale perché un primo elemento è quello di abbandonare gli schemi dualistici, antropocentrici, perfino anche un po' ingegneristici a cui ci siamo abituati. Da questo punto di vista io credo che la crisi ecologica non ci sta di fronte, ma rivela qualcosa di noi, del nostro modo di pensare, un po' anche era implicito in quello che stava dicendo Adriano poco fa, del nostro modo di stare al mondo, di stare in relazione e quindi, se volete, stiamo parlando di una crisi, di una tempesta nella quale siamo completamente immersi, noi con le nostre azioni, ma anche con le nostre idee, con i nostri pensieri, le nostre metafore e i nostri linguaggi che usiamo per parlare di questi problemi, e quindi quello di cui c'è bisogno, secondo me, è uno sforzo riflessivo. Anche per evitare, per fare i conti con un problema. Io credo che soprattutto nel contesto occidentale uno dei problemi oggi è che aumenta sempre di più la consapevolezza dei problemi, ma aumenta anche sempre di più il senso di impotenza. Qualcuno, un celebre filosofo, Fredric Jameson, anni fa diceva che per noi occidentali moderni è più facile immaginare la fine del mondo che immaginare la fine del capitalismo, no? Questo la dice lunga sulla capacità di immaginare delle alternative al disastro che stiamo producendo.
Allora, per uscire da questo vicolo cieco, secondo me abbiamo due abbiamo due strade, insomma, che dobbiamo cercare di intrecciare. Uno è lavorare su quella che Gregory Bateson chiamava l'ecologia della mente, cioè sapere che i disastri ambientali, ecologici, non sono semplicemente cattivi comportamenti, ma sono frutti di un modo di pensare che non è ecologico, cioè che è dualistico, è appunto antropocentrico, spinge a pensare di poter controllare la realtà e i sistemi di cui facciamo parte. Invece occorre da questo punto di vista riflettere anche su di noi e su quello che ci appare normale e che magari invece va interrogato e problematizzato, le nostre concezioni normali della società, dell'economia, della politica, eccetera. L'altra cosa, e concludo, secondo me dobbiamo provare a culturalizzare questo tema della crisi ecologica, cioè riportarlo a un'interrogazione che riguarda noi come culture, come società. E da questo punto di vista io trovo straordinariamente attuale la lezione di Ernesto De Martino, che nell'ultima parte della sua vita si interrogava un po' sugli immaginari legati alla fine del mondo, e in fondo quello che lui arrivava a dire è che questi immaginari che si producono di catastrofi, di fine del mondo, hanno a che fare, segnalano quella che lui chiamava una crisi di presenza, cioè la difficoltà di una cultura, di un popolo, di mettere a fuoco il senso del proprio esserci nel mondo in un determinato momento, quindi di pensarsi nello spazio, nel tempo, nell'essere con gli altri, nell'essere con le relazioni. E quindi secondo me il lavoro che dobbiamo fare è questo, cioè pensare la crisi che stiamo vivendo anche come una questione di crisi del nostro immaginario, del nostro modo di pensare, della nostra cultura, perché questo ci permette di vedere altro e di aprire altre visioni del mondo non così chiuse, non così negative. Grazie Marco. Rimaniamo un attimo con te. Tu hai contribuito a questo testo, Transizione o mistificazione, oltre alla retorica della sostenibilità tra dogmi ed eresie. Cominciamo un po' a entrare nel vivo di questo sviluppo sostenibile che giustamente, come ricordava prima Adriano, noi è un concetto che ci sentiamo ripetere da parecchio tempo. Pensiamo che è stato consacrato dal rapporto Brundtland che risale al 1987. Già allora era declinato in una prospettiva ambientale come vediamo fare oggi, eppure siamo ancora qui. In che cosa consiste esattamente questa retorica della sostenibilità? Ma intanto, diciamo, come è stato detto da alcuni studiosi, se ha senso parlare di sostenibilità, ha senso perché si intende che non tutto è sostenibile, no? E quindi bisogna anche mettersi d'accordo su cosa non è sostenibile, perché certamente oggi io credo che uno dei rischi, insomma, che possiamo avere, prima no, parlava c'era questa metafora della saponetta molto che condivido, insomma, che citava appunto Adriano, e altre metafore parlano di parole di plastica, insomma, e credo che uno dei problemi è che questo tipo di abbiamo anche una crisi del linguaggio, cioè probabilmente alcune delle categorie che abbiamo imparato a usare non ci aiutano più a leggere la realtà. Oggi la parola sviluppo sostenibile purtroppo la usano tutti, e sostenibilità ancora di più, la usano tutti. Cioè, io mi occupo anche di comunicazione pubblicitaria, sociale, eccetera. Voi basta che apriate qualsiasi giornale, qualsiasi rivista, qualsiasi sito, eccetera, e non c'è un solo, diciamo, una sola azienda che venda macchina, che venda carburanti fossili, che venda che ne so, abitazioni, vestiti, scarpe o qualsiasi altra cosa che non usi in qualche modo un riferimento al tema della sostenibilità, del verde. Allora, a questo punto diventa difficile capire di che cosa stiamo parlando, no? Da questo punto di vista, secondo me, il rischio oggi non è tanto chi
come si può dire, nega del tutto che ci sia un problema ecologico o un problema ambientale. Il rischio è più legato al fatto che si riconosca un problema, ma poi si usi un modo di leggere, di interpretare e anche di affrontare questi problemi che non è all'altezza della, come si può dire, della radicalità delle sfide e dei problemi che abbiamo di fronte. Da questo punto di vista, secondo me, quindi se volete, quello di cui sto parlando è l'idea che ci sia un negazionismo un po' più sottile, no? Che ha a che fare con edulcorare i problemi e in qualche modo farci pensare che tutto sommato si possa continuare come prima, semplicemente con qualche accortezza in più, con qualche tampone in più, eccetera. Ora, questa cosa secondo me oggi non è possibile. Siamo di fronte a una serie di problemi che non è solo la questione climatica, è anche l'enorme perdita di biodiversità. Gli scienziati parlano della sesta estinzione delle specie, che è l'inquinamento, che è la deforestazione, che è la produzione enorme di rifiuti, che è la sovrappopolazione, insomma tanti aspetti che ci richiedono, diciamo, delle risposte che sono diverse da quelle che siamo stati abituati a dare in passato. Da questo punto di vista io credo che abbiamo bisogno di elaborare dei paradigmi che ci sottraggano alla comodità delle abitudini, no? E che ci spingano in qualche modo a pensare in termini di, alcuni autori parlano di disapprendimento, oppure si potrebbe lavorare sull'antiabitudine, cioè mettere in discussione quelle forme del pensiero, ma anche quelle forme dell'organizzazione sociale, economica e politica sulle quali ci siamo accomodati, ma che purtroppo ci hanno portato anche ovviamente delle comodità, ma anche a enormi problemi. Ora, sulla questione, io dico che secondo me, tra le altre cose, uno dei problemi è che questo immaginario che ha avuto una forza in un'epoca in cui l'economia era in forte espansione, quindi c'era un po', come si può dire, la convinzione che comunque questa enorme crescita della produzione, del consumo della ricchezza avrebbe giovato a tutti, avrebbe portato perfino dei miglioramenti sul piano ambientale. Questo ideale qui, questa, diciamo, illusione si è un po' arenata. Oggi siamo in una fase di aumento delle diseguaglianze, di precarizzazione diffusa, di aumento dei costi dei beni. Le famiglie sono sempre più, diciamo, impiccate al costo, ai costi fissi, agli indebitamenti, no, per continuare a vivere normalmente. Lavoriamo sempre di più, siamo sempre più stressati. Quindi c'è qualcosa, diciamo, in questa idea di ricchezza, di benessere che abbiamo sviluppato che ci ha portati a una contraddizione. Forse quello che oggi dobbiamo dirci è che occorre tornare a chiederci che cosa conta, che cosa vale, che cosa fa la qualità della vita, no? E da questo punto di vista il punto è proprio ridiscutere il concetto di prosperità, di benessere, e da questo punto di vista, secondo me, è più utile quantomeno ampliare i paradigmi in discussione. Quindi ampliare la discussione parlando, c'è chi parla di decrescita, chi parla di post-crescita, chi parla di prosperità senza crescita, chi parla di buen vivere, chi parla di post-sviluppo, chi parla di convivialità, di sobrietà, cioè sono state coniate in questi decenni tante altre parole. Non necessariamente ne dobbiamo scegliere una, però dobbiamo ampliare il canone della discussione, altrimenti non usciamo dai vicoli ciechi nei quali ci stiamo ritrovando. Ecco Marco, partiamo proprio da qua per tornare ad Adriano. Ora, il dibattito sulla transizione ecologica si concentra molto sull'individuazione di soluzioni che consentano però di mantenere lo status quo, anche sotto il profilo, diciamo così, dei consumi. Prima mi avete sentito parlare di consumo sostenibile, con una battuta diremmo consumo sostenibile purché sia consumo. Cioè dobbiamo mantenere in buona sostanza lo stesso modello che abbiamo adesso, trovare nuove materie prime, nuove fonti di approvvigionamento energetico. Ora, la mia domanda da giurista, quindi non da psicologo, da sociologa, è questa. Dove sarebbe in tutto questo la transizione culturale?
perché in questo progetto a me quello che sembra mancare è proprio la transizione culturale, cioè una riflessione sull'opportunità di mantenere questo modello. È il modello giusto? Non ci sta portando forse verso una direzione sbagliata? Io inizierei rispondendo citando una massima di un importante studioso del neoliberismo o neoliberalismo, il quale a un certo punto nei suoi scritti teorizzava agli inizi, credo anni 20-30 del Novecento, che il vero sviluppo sarebbe stato uno sviluppo dove gli esseri umani potevano agire senza pensare. Allora, guardate che il problema alla base è il fatto che stanno coltivando la nostra ignoranza per poter continuare a tenere in piedi uno zombie che non sa di essere morto, ma continua in qualche modo a muoversi come se in qualche modo fosse vivo. Vi dico questo perché dobbiamo essere anche molto onesti davanti a questo scenario. Le scienze, con tutti i limiti, le manipolazioni, se volete, i vari accidenti che possono in qualche modo caratterizzarle, però ormai sono arrivate a un punto di conoscenza che non è più un'ipotesi, ma è una conoscenza incontrovertibile. La prima conoscenza qual è? Che il nostro corpo è una storia. È la storia di noi che abitiamo un certo ambiente, di noi che abbiamo avuto un certo tipo di accudimento materno. Tutti gli studi di epigenetica, che magari non vengono diffusi nel grande pubblico ma dovrebbero essere resi noti a tutti, ci dicono che le carezze ricevute alterano il DNA. Questa alterazione si trasmette alle generazioni future. Una madre che beve acqua inquinata durante la gravidanza trasmette queste sostanze nocive al nascituro. Il nostro corpo è una storia, cioè dobbiamo cominciare a renderci conto che la favola di una realtà separata, noi da un lato e dall'altro la natura, appunto è una favola. E noi oggi abbiamo, senza scomodare le diverse opinioni rispetto a come andremo a vivere insieme, ma noi sappiamo già oggi che persona e ambiente sono compenetrati. Quindi è evidente che non possiamo più porci, è bellissima l'immagine che menzionava Marco di quelle mani che sorreggono il pianeta dall'esterno, perché sembra quasi che i problemi che noi abbiamo davanti siano dei problemi tecnici, problemi gestionali. In realtà non è così. Cioè noi ad esempio dobbiamo cominciare a ragionare e a discutere di quali sono ad esempio i rischi che sono accettabili per una comunità. Chi è che decide che un rischio è accettabile? Un analista tecnico? Ma noi sappiamo che oggi i movimenti dei processi ecologici sono talmente imprevedibili che producono delle conseguenze che apparentemente sembrano in alcuni casi veramente fuori da ogni prospettiva di previsione. Anche nelle cose, volete, più semplici. Tutti noi abbiamo visto la vicenda triste dell'alluvione in Romagna in quest'ultimo tempo. E presso il nostro master all'Università di Padova, un paio di settimane fa, è venuto un nostro escorsista che di mestiere fa l'agente della polizia locale a Ravenna. E quindi ovviamente immaginate che cosa ha fatto in questi giorni. Turni massacranti, eccetera, eccetera. E ci raccontava tutte quelle cose impossibili che accadono, imprevedibili. E ci raccontava una cosa che fa un po' sorridere.
ma che però credo sia, come dire, l'indicatore di come la complessità che abbiamo davanti richieda un'attenzione a monte, non semplicemente a valle. Ci diceva che in una zona alluvionata avevano un problema di inquinamento acustico e ricevevano denunce di molestie acustiche, dice, distese d'acqua, non c'era anima viva. Qual era il problema? La diffusione capillare dell'acqua, che poi è diventata stagnante, aveva attirato un numero gigantesco di rane che continuavano a gracchiare tutta la notte impedendo agli abitanti di dormire. Allora, immaginate uno scenario così devastato come è la Romagna oggi e questo piccolo episodio per dirci che cosa? Che tutti questi movimenti facciamo fatica a gestirli a valle. Abbiamo bisogno di tornare su a monte. Tornare a monte che cosa vuol dire? Vuol dire cominciare a rendersi conto che la natura non è una proprietà, non è un bene a disposizione per fare profitti. Sembra un dettaglio, ma non è così. E allora, e ripeto, non è una posizione di chi ama il mondo bucolico, pastorale. Io sono un acerrimo avversario della moda green, della natura incontaminata, che è bello stare nei boschi. Non è vero, non è assolutamente vero. Il problema è un altro. Il problema è che noi abbiamo di fronte alla capacità di pensarci, noi la nostra natura, quella che, usando un termine psicologico, è una schizofrenia. Abbiamo un io diviso, noi di qua, di là la natura. Non è così. Cioè, ci sono ormai migliaia di studi che dicono l'opposto. Si parla del, non so, vi faccio un esempio molto semplice, visto che è di stringente attualità. L'inverno della natalità nel nostro paese. E lì a dare contributi come se gli esseri umani facessero figli come i conigli, no? Gli dai un tantum di, come dire, di sostegno, no? E ti spupazzano un bebè così, come se fosse una cosa automatica. Nessuno si preoccupa del fatto che l'inquinamento sta abbattendo enormemente la capacità spermatica dei maschi. Siamo pieni di interferenti endocrini ovunque, sostanze invisibili, che stanno alterando fortemente, no, la capacità riproduttiva maschile. Però nessuno sembra che se ne preoccupino. E poi magari, però, come dire, facciamo una specie di bonus bebè, no, per poter mettere al mondo i figli. Cioè dobbiamo, come dire, uscire da questa schizofrenia del modo di ragionare. Cioè dobbiamo mettere insieme ciò che continuiamo a pensare separato. Allora ci rendiamo conto che ci sono delle contraddizioni evidenti e queste contraddizioni richiedono, a mio avviso, che ripensiamo che società vogliamo essere. Questa è la questione. Non possiamo delegare a dei solutori analisti il fatto che mi alzino o mi abbassano una diga. Una diga ha un impatto sull'ecosistema gigantesco. Quindi il primo problema è: ha senso quella diga? E dove facciamo quella diga? Quindi quello che dal punto di vista di noi psicologi sociali come dire, è lancinante in tutti questi discorsi è proprio che si considera i cittadini sostanzialmente degli ignoranti sudditi. Poi torneremo anche sul problema del consumo, se vuoi, ho qualche battuta anche su quegli aspetti. Cioè sull'idea che gli si costruisce al cittadino che cosa? Attenzione, un'architettura di scelte in cui scegliamo sempre meno, ma abbiamo l'apparenza di scegliere. Se pensate a tutta quella grande spinta che ha avuto
quel movimento che si chiama della spinta gentile. È tutto un movimento che ha ricevuto un premio Nobel per l'economia e sostanzialmente che cosa fa? È un modo per progettare la società in modo che il cittadino non debba pensare quello che sta facendo, ma che l'ambiente fisico, l'ambiente in cui vive, gli suggerisca che cosa va fatto. Allora, noi ci stiamo incamminando sempre più verso questa direzione, dove abbiamo l'impressione di scegliere, in realtà qualcuno ha già scelto le opzioni per noi. Ma siccome siamo un sistema democratico, non ci viene detto con la coercizione, ma ti si crea una pista, un percorso, in cui però quel percorso qualcuno l'ha già tracciato per noi. Io credo che davanti alle questioni ambientali dobbiamo avere la forza di fermarci e dire ma perché di qua o di là? E non c'è un altro percorso? Cioè noi oggi paghiamo il peso, a mio avviso, di una bassa pensabilità. Pensiamo poco. Pensare poco vuol dire non avere la capacità poi di avere un'alternativa davanti all'esistente. Siamo schiacciati dall'esistente. Vedrete che sempre più ci chiedono di reagire. Tutto questo discorso sulla transizione è una reazione, non è un'azione, cioè non è una progettualità di un mondo, è semplicemente dire questo mondo che abbiamo coltivato per tutto questo tempo ci ha buttato su questo binario che ha qualche masso qua e là. Stiamo reagendo. Quindi tutte queste grandi fanfare a me spaventano perché nascondono una povertà ideativa che è a mio avviso gigantesca. È molto interessante quello che dici anche sul fatto che qualcuno ti suggerisce che cosa va fatto. Nel mercato agroalimentare questo è evidente nelle certificazioni di sostenibilità, no? Io ti metto la certificazione di sostenibilità, ti sto dicendo io che quell'alimento lì è sostenibile, tu lo compri nella convinzione di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo sfuggente, ma comunque ti senti, come dire, con la coscienza a posto e non ti interroghi sul fatto che quell'alimento magari così sostenibile non è. Io penso sempre a prodotti biologici in circolazione che sono in confezioni di plastica. Come si fa a definire un prodotto sostenibile, un prodotto che è avvolto nella plastica? Quindi è proprio vero quello che stai dicendo. A proposito del reagire, faccio ad entrambi una domanda, perché ci sono due parole che mi hanno colpito, schizofrenia e reazione, e vi spiego perché arrivo a questa domanda. Negli ultimi decenni, forse nell'ultimo decennio in verità, sembrerebbe essere aumentata la sensibilità nei confronti dei problemi connessi al cambiamento climatico, con tutta una serie di movimenti, prese di posizioni da Greta Thunberg, oppure ora assistiamo a questi movimenti che imbrattano anche opere d'arte o imbrattano monumenti, eccetera, eccetera. Prima domanda, cosa ne pensate di questi movimenti? Da dove nasce questo bisogno anche di reagire in questo modo? E una domanda per entrambi, se usano un linguaggio efficace e se questo linguaggio non possa per certi versi essere qualificato come violento. Penso all'imbrattare un'opera d'arte o a un monumento. Chi vuole partire per primo toccherebbe forse ad Adriano, perché abbiamo fatto due domande a testa, facciamo così la staffetta. Ok, prego Adriano. Va bene. Ma io direi che rispetto, immagino che il riferimento appunto sia a tutti quei movimenti che ci sono oggi di chi si incolla ad opere d'arte o chi imbratta degli edifici storici. Allora, innanzitutto trovo abbastanza ipocrita questa, come dire, risposta muscolare a questi comportamenti. Perché questa risposta muscolare a me pare che ottiene l'effetto di voler zittire un fenomeno che, come dire, arrivando ad incollarti ad un'opera d'arte, vuol dire che c'è una carenza di ascolto, di visibilità che è gigantesca. Perché la violenza, quando è agita contro le cose, ha una componente potentissima a livello comunicativo, cioè quindi dice qualche cosa.
e lo sappiamo bene perché noi che stiamo lavorando da tanto tempo sui problemi della violenza invisibile, della contaminazione ambientale, sappiamo le fatiche, le lotte, i conflitti che finiscono anche in tribunale poi, per poter riuscire ad essere riconosciuti. Perché se non si è riconosciuti nel nostro paese non si conta niente. E quindi è evidente che questi comportamenti possono anche essere, come dire, come tutte le forme di violenza, come dire, si prestano il fianco. Quindi non è mai un'azione pulita, ma un'azione rischiosa. Però io credo che prima di inasprire le pene io proverei invece a riflettere su che cosa si sta comunicando e soprattutto per quale motivo questi giovani, che non credo siano dei terroristi dell'arte, arrivano a questo punto. Cioè io credo che dovremmo abbassare un po' i muscoli e tendere di più le orecchie e cercare forse di dare una risposta a queste istanze. Marco. Ma intanto segnalo la necessità di leggere questi movimenti anche da un punto di vista storico-sociale, cioè credo che siano, o anche culturale se volete, siano un segnale di quello che dicevo prima, cioè che un certo tipo di narrazioni con le quali abbiamo convissuto per almeno 50 anni, 70 anni e forse anche di più, insomma, che vedevano, no, come si può dire, il nostro futuro dentro a una direzione, uno sviluppo lineare, luminoso, no, che in qualche modo, insomma, ci metteva tutti nella fiduciosa aspettativa, no, che il futuro sarebbe stato migliore del passato, che la vita dei nostri figli sarebbe stata migliore della nostra, eccetera. Questa cosa non c'è più, cioè dopodiché come si può dire, i politici, i comunicatori possono continuare a usare quelle parole, no, e far finta che non sia così, ma nell'immaginario collettivo profondo non c'è più questa cosa qua, c'è quella che qualcuno, penso a Ben Sayag e Smith, hanno nominato come inversione di segno del futuro, no? L'idea che l'immagine che ci si aspetta del futuro diventa più una minaccia, no? Una paura, che non un qualcosa verso cui ci si incammina fiduciosi. Questa è una cosa che a cui credo come adulti, come educatori, come insegnanti, come genitori, cioè dovremmo farci i conti, no? Questa cosa, perché significa che non c'è, diciamo, un senso di possibile convivenza dentro un mondo comune o di integrazione dentro un mondo comune fiducioso, no? Quindi questo è un elemento. Io credo che questo segni anche il fatto che c'è una comprensione tutto sommato più profonda della gravità dei rischi ambientali ed ecologici, che non sono uno dei tanti problemi appunto che dobbiamo affrontare, ma una tipologia di problemi che per ampiezza, per impatto, per effetti di lungo periodo e perfino per mutazioni profonde, no? Le stesse indicazioni che dava prima Adriano, perfino addirittura sulla nostra capacità riproduttiva, insomma, ci dovrebbero far capire che stiamo parlando di un qualcosa di tipo diverso, che non elimina gli altri problemi, ma li obbliga tutti a riconfrontarsi e intrecciarsi, diciamo, con questo tipo di sfide. Aggiungo che mi sembra anche che queste generazioni, sicuramente Greta l'ha fatto in maniera molto esplicita, ma credo più in generale questi movimenti stiano semplicemente portando
come si può dire, fuori un tipo di angoscia e di preoccupazione, di impotenza, di paura, eccetera, che c'è, come si può dire, in tutti noi, c'è nell'immaginario comune, c'è nel nostro inconscio collettivo, potremmo dire, e che però, diciamo, questi giovani riescono a portare fuori. Quindi è come se, la mia impressione è questa, è come se loro si fossero presi la responsabilità di custodire questo senso di angoscia che invece il mondo adulto in parte ha rimosso. Da questo punto di vista io credo che uno dei problemi appunto dell'immaginario della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile è che è un immaginario e un tipo di discorsi che non si è fatto carico del problema, diciamo, della gravità con cui ci stiamo confrontando e soprattutto dell'angoscia che questo inevitabilmente genera. Da questo punto di vista si può porre una questione di, come si può dire, di efficacia, di efficienza, no, rispetto sia alle pratiche politiche di questi movimenti, sia alle pratiche comunicative. Allora, sulle pratiche politiche dico, se volete poi possiamo approfondire, mi limito a dire questo, che sicuramente c'è in parte una semplificazione, nel senso che poi le proposte che sono state fatte probabilmente andrebbero, come si può dire, approfondite, valutate più in profondità, eccetera. Però, per esempio, vi faccio notare che negli ultimi 3-4 anni ci sono state nei paesi europei almeno una quindicina di esperimenti di assemblee climatiche, cioè assemblee in cui, convocate da governi, Germania, Inghilterra, Francia, Polonia, Danimarca, Finlandia, insomma Spagna, tanti diciamo, che hanno portato insomma dei piccoli pubblici, dei piccoli gruppi di cittadini estratti a sorte a discutere di come affrontare le sfide del cambiamento climatico. Non credo che questo sia la soluzione, ma segnala il fatto che ci sono degli spazi per ripensare le pratiche, le forme di coinvolgimento e di discussione anche con i cittadini e in parte, devo dire, queste esperienze sono state sicuramente sollecitate da movimenti come i Fridays o come Extinction Rebellion, eccetera. Quindi, secondo me, un qualche merito politico ce l'hanno. Sul piano di questi ultimi casi legati appunto all'imbrattamento di opere d'arte, quindi si può avere qualche dubbio in più, soprattutto sul piano dell'efficacia, nel senso che certamente sono eclatanti, quindi dal punto di vista della dinamica comunicativa a cui siamo abituati, hanno un effetto e su questo non ci piove, cioè sul fatto che se pitturi un monumento, se tiri dei colori pur lavabili contro un'opera d'arte, ne parla tutto i media di tutto il mondo. Quindi dal punto di vista dei media è sicuramente efficace, ma devo dire questo poi diventa, le due cose che ci dobbiamo chiedere è, uno, quanto dura questa efficacia? Cioè il rischio è che si catturi l'attenzione per un nanosecondo e poi immediatamente dopo questa attenzione venga meno perché non c'è nessun appiglio, diciamo, che possa rendere più stabile, più profonda questa attenzione. E in secondo luogo, il punto è che c'è anche un'efficacia, come si può dire, una congruenza simbolica. Ora, mentre certe manifestazioni come i die-in, cioè i momenti in cui per esempio le persone si sdraiavano per terra per simulare il tema della morte, no? Rispetto al disastro ambientale, eccetera, avevano un significato anche simbolico coerente con il tipo di affermazioni, di discorso, queste sono scollegate, quindi diciamo la valenza mediatica è scollegata dalla pertinenza simbolica e quindi secondo me non suscitano questo grande strumento di riflessione, di pensiero e su questo piano secondo me c'è bisogno di pensare delle pratiche che siano anche simbolicamente efficaci e queste io credo che non le siano.
Detto questo, trovo veramente ridicolo che si colleghi questo tipo di cose al tema della violenza, perché non c'entra nulla con la violenza. Stiamo parlando di atti simbolici con una grande attenzione al fatto di utilizzare sostanze non inquinanti, che possono essere facilmente lavabili, quindi trovo che sia, ecco, forse, l'ulteriore elemento è che il fatto che questo si presti a a un trattamento mediatico che poi sposta l'attenzione verso, l'immagine dell'ecoterrorista, semmai segnala l'inefficacia simbolica di queste azioni, però bisogna avere il senso della misura, ecco, nel leggerle. Sono d'accordo, forse l'unico aspetto, soprattutto quando impiegano queste vernici lavabili, che fa venire un po' meno, no, questa efficacia del messaggio, è che poi qualcuno ha anche obiettato che si spreca acqua per ripulire, quindi se tu fai una battaglia per sensibilizzare verso determinate tematiche con uno strumento che poi magari va ad accentuare certi problemi, allora c'è un po' forse di ingenuità, ecco, anche nella scelta magari di un certo strumento comunicativo. Nel movimento di Greta... Arrivo, Triano. Posso dire una cosa? Sì, certo. Non sottovalutiamo però questi sforzi. Per quale motivo? Ecco, perché, come dire, da che mondo è mondo, alcuni cambiamenti sono nati perché degli esseri umani, in modo scomposto, non avevano fatto nessun piano, come dire, strategico, però hanno cominciato a dire qualche cosa. Infatti, Ecco, posso prego. finire? Quello che volevo dire e aggiungere proprio per chiudere, il movimento di Greta Thunberg in verità, secondo me, una riflessione importante ha chiamato a farla. Questa proliferazione di documenti programmatici, tutti pronti, tutti i governi di tutti i paesi pronti a fare qualcosa, pronti a fare qualcosa, pronti a fare qualcosa, questo qualcosa ancora stiamo aspettando che si faccia. Quindi in verità c'è un messaggio, è come, non è una forma di violenza nemmeno secondo me, è un alzare la voce e un dire guardate che vi stiamo osservando e vi stiamo ascoltando e stiamo vedendo che ci raccontate una favola che ci piace molto, ci piace sentirci dire che ci sono dei politici che hanno a cuore il futuro, no? Questo sviluppo sostenibile guardando alle future generazioni, ma noi future generazioni aspettiamo i fatti. Tante parole, pochi fatti. Credo che questo sia un messaggio importantissimo che andrebbe ascoltato, perché vuol dire che ci stanno osservando. Vi faccio un'altra domanda. Spesso vengono organizzati anche dei sondaggi, no? Per sondare un po' proprio la disponibilità anche del comune cittadino come me, ad esempio, che gli chiediamo se è pronto a fare qualcosa, se è pronto a spendere un po' di più magari per acquistare un prodotto più sostenibile, se è pronto a contribuire. Questi sondaggi ci restituiscono sempre un dato positivo. Sembrerebbero tutti pronti a fare tutto il possibile. Domanda, quanto attendibili sono questi sondaggi? Ve lo chiedo proprio da psicologo e sociologo, cioè scatta un meccanismo, perché io poi lo vedo anche su me stessa quando rispondo a questi sondaggi, che dovrebbe farci essere un po' cauti poi nel raccogliere queste risposte oppure no? Allora, innanzitutto sono per me almeno due i piani del problema. Magari il secondo è quello di chi raccoglie i dati, ma ragioniamo su chi risponde al questionario. Se noi facessimo un questionario nel nostro paese sul razzismo, otterremo gli stessi risultati. Visione rosea del nostro paese. Per quale motivo? Perché oggi il razzismo è un disvalore e quindi nessuno nel nostro paese si alza la mano e dice io sono razzista. Lo stesso discorso, secondo me, riguarda il mondo green. Oggi essere eco è di moda, è un valore. Ci stanno martellando con una narrativa omologante che non mette in gioco nessun tipo di differenza. Anche qui apriamo un inciso, la famosa impronta antropogenetica messa in atto non può essere, come dire, spalmata su un'umanità indifferenziata.
Ci sono dei popoli che hanno marchiato questo pianeta a ferro e fuoco e altri popoli che hanno subito questa marchiatura. Quindi non è che possiamo dire che di tutto fai tutta l'erba un fascio e fare questa grande chiamata, non a caso non funziona, una sorta di umanità che si trova attorno ad un tavolo, come se questa umanità venisse giù dallo spazio, no? Si coagulasse attorno a questo tavolo e si mettesse d'accordo del facciamo una produzione X piuttosto che Y, come se le condizioni storiche che hanno generato quella posizione fossero inesistenti e non ci fossero delle differenze veramente gigantesche rispetto alla marchiatura con cui abbiamo segnato con la nostra impronta a questo pianeta. Quindi è evidente che dentro questa narrazione tutti sono eco. Ci sono le ecomamme, no? Gli ecobambini, la pubblicità continua a martellare l'idea che è importante essere eco, eccetera. Tutto questo che cosa ci fa capire? Che l'ambiente è bello, l'ambiente è importante, eccetera, eccetera, no? E quindi c'è questo effetto che chiamiamolo di conformismo, questo effetto di alone, questa sorta di entrare dentro una narrazione che ci dice ok, green è bello. E poi c'è il versante, che è il versante di chi raccoglie questi dati. Io l'ho sempre detto ai miei studenti che appunto la psicologia, fare i questionari è abbastanza cosa abituale, quando vogliono studiare le abitudini alimentari, non so, di un quartiere per promuovere stili di vita salutari, eccetera, eccetera, sicuramente fanno sempre i questionari. E dei questionari loro pensano di sapere che cosa mangiano, che cosa consumano i residenti di quella zona. Io dico sempre, bene, è una cosa importante che va fatta, però non dimenticatevi che c'è un altro passo che dovete compiere. Andare in una ferramenta, acquistare 2 paia di guanti e andare a vedere nei cassonetti della spazzatura. Lì vedrete che cosa effettivamente consumano i cittadini. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Scusate, tolgo il microfono per non disturbare. Ma io, diciamo, più che sul versante sociologico darei una risposta politica, nel senso che diciamo, non ho una grande fiducia nei sondaggi, ma questo non significa che non possano essere utili, voglio dire, per fare una fotografia. Il problema è capire che cosa si fotografa. E più parliamo di cose complesse che riguardano aspetti di scelte, di cambiamenti, no, nell'esistenza, nelle abitudini, negli stili di vita, no, nelle scelte, che ne so, sul lavoro, sulle relazioni, sul futuro, eccetera, e più mi sembra, come si può dire, quantomeno insufficiente pretendere di fotografare qualcosa attraverso queste forme di sondaggi, ma la vedo più come un problema politico, cioè è chiaro che siamo in una situazione in cui ci è richiesto, appunto, prima parlavo di disapprendimento o di disabitudine, c'è richiesto di fare un po' i conti anche con rinunciare a alcune comodità, no, a cui ci eravamo affezionati, o anche semplicemente diminuire delle forme di dipendenza da dei sistemi e delle forme organizzative, tecnologiche, eccetera, che sono diventate parte quotidiana e normale della nostra vita, su cui, non so, faccio l'esempio appunto delle auto del traffico, non è solo una questione personale, è anche una questione di come sono organizzate le città, di come si organizza la mobilità e tante cose, quindi non è solo un elemento che riguarda la scelta individuale. Allora credo che dal punto di vista politico sia importante dire 2 cose. Uno, che proprio il fatto che i cambiamenti di cui stiamo parlando sono cambiamenti che hanno
come si può dire, che comportano una fatica e un costo, cioè che ci obbligano a accettare una trasformazione delle nostre forme abituali, no? Dei nostri modi di vita abituali. E dovremmo fare attenzione al fatto che, diciamo, è la politica che ci deve accompagnare in questo, cioè non può essere riportato tutto alla singola disponibilità del singolo individuo isolato dal contesto relazionale, sociale, culturale, educativo, politico, istituzionale, perché nulla funziona in questa maniera. Gran parte delle scelte che facciamo le facciamo perché siamo dentro dei contesti sociali, mediatici, culturali, religiosi, spirituali, che ne so, no? Di compagnie, di moda, di tutto quello che vogliamo. Quindi la questione non mi sembra particolarmente utile capire la predisposizione individuale al punto di partenza, quanto capire in che misura risorse che sono collettive, come dovrebbe essere la politica o come dovrebbe essere la spiritualità, la religione o la filosofia, ci aiutano nell'affrontare un cambiamento che è sicuramente un cambiamento faticoso, ma è anche un cambiamento che ci assicura o ci potrebbe assicurare delle condizioni di vita, di prosperità, di rigenerazione o di sostenibilità, come la volete chiamare, che diciamo, in prospettiva hanno più chance e più probabilmente anche, come si può dire, più possibilità anche di rimettere in gioco appunto un senso diverso dell'essere, del relazionarsi e del pensare la qualità delle nostre vite. Quindi credo che abbiamo bisogno meno di sondaggi e più di pratiche invece in cui il pensiero delle persone è sfidato dal mettersi in gioco nel confronto con gli altri. In politica, per esempio, c'è nelle pratiche deliberative si parla di sondaggi deliberativi e si parte dall'idea che quello che pensi all'inizio non è quello che pensi alla fine, se no non è democrazia. Perché la democrazia è confrontarti con gli altri, ascoltare i punti di vista degli altri, farti carico anche delle fatiche degli altri e quindi abbiamo bisogno non tanto di fotografare, no, quello che uno pensa nel bene e nel male di essere pronto a fare in un momento, ma di creare dei contesti in cui si sposta in avanti la capacità di accettare dei cambiamenti. Secondo me, l'abbiamo visto peraltro durante la pandemia, quando i cambiamenti sono pensati collettivamente, dentro un senso collettivo, si fanno e si costruiscono anche forme di solidarietà, di condivisione. Quando invece si percepisce che sono dei cambiamenti che sono chiesti di alcuni e quindi alcuni pagano i costi mentre altri ne traggono i profitti, allora è chiaro che si polarizza, si crea un conflitto e diciamo ognuno ritorna, no, a pensare più sul piano individualistico, eccetera. Ma secondo me non è quello che ci aiuta in questo momento. Grazie Marco. Una riflessione che condivido con voi ascoltandovi, così mi dite anche cosa ne pensate. Quello che emerge un po' da quello che avete detto è questo. Per molto tempo, tuttora, c'è un tentativo, no, di mantenerci ignoranti, perché se noi siamo ignoranti è facile imporci qualcosa. Se siamo esseri pensanti dobbiamo essere convinti, che è una cosa molto diversa. Imporre e convincere sono due cose molto diverse. C'è, secondo voi, perché a me pare di coglierlo a volte, un tentativo di cambiamento, cioè io vedo sempre più persone che cominciano a volgere lo sguardo verso l'interno di loro stesse. Penso anche al diffondersi di pratiche come la meditazione, lo yoga, oppure anche questi giovani che si uniscono nel tentativo di essere meno soli, di cercare un punto di contatto, no? Poi il confronto nascerà e si svilupperà. Oppure penso proprio a questo rapporto che ricordava adesso Marco, società, collettività, politica. Pensiamo a quello che è successo nel Trentino, col famoso episodio del runner, degli orsi, eccetera, eccetera. La politica lì ha preso una posizione molto netta.
C'è stata una reazione però da parte della collettività che non è andata nella linea della politica, anzi è andata in opposizione. Quindi vuol dire che forse un germe, come dire, del tornare a pensare, a riflettere, c'è. Sono troppo ottimista o anche voi intravedete qualche tentativo e qualche speranza in questo senso? Uno psicologo, per essere uno psicologo, deve essere ottimista, altrimenti per definizione non faremmo nulla, nel senso che per formazione siamo abituati a lavorare nelle situazioni più estreme, dove ogni speranza sembra vana. In realtà l'incontro è un incontro generativo di mondi che non iniziano prima, iniziano durante l'incontro e producono dei cambiamenti incredibili. Quindi da questo punto di vista io sono ottimista. Credo che ci siano degli ostacoli davanti. Il primo ostacolo che vedo è che questo incontro non può essere un incontro limitato ai presenti, ma deve essere un incontro che sappia includere i non ancora nati. E questo è un problema psicologicamente non da poco. Se ci pensate, è un terreno già preparato dalla riflessione filosofica nella seconda metà del Novecento, no? Quando tra i due grandi principi, il principio disperazione o il principio speranza, Hans Jonas, grande filosofo, ideò il principio responsabilità, no? Cioè l'idea che bisognava ripensare l'etica davanti a un mondo che era profondamente cambiato. E un capitolo corposo di questo suo lavoro, tradotto poi in Italia da Einaudi, era proprio legato al problema delle generazioni a venire. Perché questo è il grande ostacolo che io vedo essere qualche cosa che ancora facciamo fatica. Facciamo fatica perché siamo una società che ha indebolito enormemente il collante che faceva di esseri umani una coesione. Non voglio sempre citare il neoliberalismo perché sembra quasi di citare sempre il cattivo di turno, ma è evidente che il primato che è stato imposto è quello del free rider, di chi si muove nel mondo cercando di ottenere quello che può ottenere a discapito anche di altri. Non è una mia opinione, ma un dato che credo che qualsiasi economista può sottoscrivere. Tutte le crisi che abbiamo attraversato in questi ultimi 40 anni hanno arricchito i ricchi e impoverito ancora di più i poveri. E su questo bisogna in qualche modo farci conti. È un dato incontrovertibile, non è che è un'opinione. E diventa, credo, molto difficile per noi oggi fare collettività. Siamo all'interno di sistemi che hanno una logica premiale e più il sistema è di base premiale, vuol dire innesca i gomiti alti, no? Uno contro tutto per poter arrivare alla meta agognata, perché ci viene raccontato che pochi raggiungeranno quella meta e quindi se noi andiamo a vedere i programmi anche formativi dei ragazzi oggi, sembrano il plan aziendale, no? In cui tra lezioni di lingue, attività scolastiche, eccetera, eccetera, avrebbe da chiedersi quanto questi ragazzi oziano o quanto pensano così nel nulla, ma hanno una gente talmente fitta che un manager impallidirebbe davanti a tutti questi impegni, no? In prossimità di una carriera che è diventare qualcuno. Ora, è evidente che questo è uno scenario che abbiamo davanti che non aiuta, però, ripeto, sono ottimista, ho la fortuna di vivere da una vita dentro i giovani, con i giovani, a contatto con i giovani e quindi grandi delusioni ma anche grandi speranze, come sempre accade, ma riguarda il mondo degli adulti, con lo stesso tipo di risultato. Quindi io da questo punto di vista sono molto fiducioso
nella capacità che avranno i giovani se riusciranno a pensare oltre l'esistente. Pensare oltre l'esistente vuol dire includere all'interno del proprio pensiero non solo se stessi, ma anche chi non c'è. Perché è evidente che se noi oggi prendiamo delle decisioni su un certo tipo di mondo, queste decisioni avranno effetti anche su chi questo mondo non l'ha vissuto. Se tu parli ad un essere umano qualsiasi e gli prospetti questo scenario, sapete cosa mi risponde? Beh, ma gli altri, quelli che ancora non ci sono, che cosa hanno fatto per me? No, questa è la classica scissione. Noi diciamo, com'è? Allora, dobbiamo invertire questo passo. I giovani, secondo me, hanno sicuramente molte risorse, però dobbiamo provare a fare questo grande sforzo che ancora negli anni 70 e 900 Hans Jonas indicava, proprio di riuscire a includere nei nostri ragionamenti le future generazioni. Psicologicamente guardate che non è un'operazione semplice. Perché non è semplice? Perché siamo tutti consegnati a una dimensione di storicità. La nostra vita è questa qua e ci vogliamo giocare tutte le chance che vogliamo fin quando possiamo. È come se la vera fine del pianeta sia la nostra fine. Allora, questa è la cosa che dobbiamo affrontare. Mi è capitato in un altro convegno tempo addietro in cui si parlava ai giovani sui scenari futuri e mi ricordo che c'era un opinionista del Corriere della Sera che parlava prima di me e poi toccava a me la parola. E il grande tema era la democrazia, la capacità di rigenerare la democrazia attraverso anche i giovani. E questo opinionista, bravissimo, lucido, aveva preso 12, mi sembra 10 o 12 punti, leggeva il primo punto e diceva: questo non è possibile, abbiamo fallito. Questo non è possibile, abbiamo fallito. Quindi praticamente elencava tutti questi punti ed era un elenco di fallimenti. C'è una platea di quasi 600-700 giovani che erano rimasti molto ammutoliti davanti a questa elencazione così tragica. Anche il conduttore della serata, come dire, in modo tentava di dire ma di qualche cosa di positivo, nel senso molto... e non gli uscivano parole, dicevano no, è un fallimento totale. E quando poi è toccato a me parlare, io ho esordito in questo modo: bisogna stare attenti a non confondere la propria fine, questa persona aveva superato gli 80 anni, con la fine, perché la fine del mondo non corrisponde alla sua fine terrena. Noi dobbiamo capire che la nostra fine su questa terra non è la fine del mondo. Perché se pensiamo semplicemente che il nostro profilo biografico esaurisce ogni cosa, non ne usciremo più. Noi abbiamo bisogno di recuperare trascendenza, coesione, identità collettiva, senso di appartenenza. Cioè, dobbiamo in qualche modo ragionare sul fatto che per quale motivo una università a cui appartengo ha recentemente festeggiato gli 800 anni, 8 secoli. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualche cosa che trascende i singoli, che va oltre i singoli. Noi oggi siamo poveri di questi collanti simbolici che ci tengono insieme e che ci fanno impegnare in qualche cosa che va oltre la mia semplice biografia. Questo credo che sia una sfida decisiva. Sono ottimista, ma non è un'operazione da poco, però siamo attrezzati. Grazie Adriano. Marco, ottimista o pessimista?
Ma diciamo, per me la questione non è tanto dell'ottimismo, del pessimismo, quanto della fiducia, cioè della capacità di generare fiducia e torno a dire che questa capacità è una questione che non riguarda solo gli individui, ma è appunto un elemento che ci richiama la politica e ci richiama la spiritualità, come peraltro si leggeva anche nella risposta di Adriano. Riprendo da uno spunto appunto di Adriano che ha richiamato, no, la presenza della necessità di riflettere non solo sui presenti, ecco. Anch'io ho riflettuto su questo tema e parlo infatti nel mio libro della necessità di fare i conti con gli invisibili. Gli invisibili sono tanti, diciamo oggi, no? Pensate anche solo a quello che alle tragedie che stanno succedendo nel Mediterraneo, no? Che diciamo, delle quali ci accorgiamo appunto sempre a tragedia avvenuta, no? E poi tra l'altro, diciamo, tornano a essere invisibili perché le risposte sono chiaramente dei modi per invisibilizzare il senso, no, di quello che è accaduto. Oltre alla questione dei non nati, cioè delle generazioni future, io aggiungerei il fatto che comunque ci sono altri invisibili che contano. Penso al fatto che molto spesso, appunto, ho richiamato il tema dei migranti per dire che molto spesso non vediamo quello che succede ad alterità vicine e lontane, no? Anche quando parliamo di ecologia, di sostenibilità, non ci interroghiamo tanto su che fine, dove vanno a finire i nostri rifiuti, le nostre tecnologie dismesse, da dove prendiamo certe risorse fondamentali per le nostre industrie, non ci interroghiamo dove andiamo a rubare delle terre, eccetera, eccetera, no? Quindi c'è anche il tema di popolazioni lontane che non sono visibili nel nostro sguardo di consapevolezza. C'è sicuramente spesso anche una invisibilità legata alle questioni di genere, no? Pensate al tema del lavoro invisibile di cura, no? Che che spesso è affidato alle donne o comunque è affidato a una serie di persone che non sono riconosciute in quello che fanno o magari vivono questa esperienza in maniera precaria, no? Ce ne siamo accorti anche qui durante gli anni della pandemia che diciamo quelli che erano i lavori meno riconosciuti, no, e apprezzati in realtà si sono dimostrati più fondamentali per continuare a andare avanti. Allora, quello che vorrei dire è che queste dimensioni di invisibilità ci richiamano al tema delle relazioni, no? Da cui sono partito all'inizio. Quindi, secondo me, una delle questioni è che dobbiamo imparare a riconoscere che la questione ecologica ci sfida anche a ripensare chi siamo, cioè a pensare che non siamo soli al mondo, che non abitiamo il mondo da soli, che il mondo è abitato da tante specie viventi e che queste specie viventi sono interdipendenti tra di loro. E quindi diciamo ci sono gli umani ma ci sono anche i non umani, ci sono gli umani di oggi ma ci sono anche quelli che verranno dopo di noi, ci sono umani che vivono in posti diversi del mondo. Quindi secondo me dobbiamo lavorare molto sull'aumentare la capacità di riconoscimento di queste relazioni che sono appunto in gran parte relazioni invisibili. Credo però che questo tema sia presente in qualche modo almeno in alcuni movimenti sociali, politici, collettivi. Fra l'altro, richiamo un passaggio di Greta Thunberg. In una delle prime lettere che lei scrisse quando iniziò nel 2018 gli scioperi davanti alla scuola, lei usò questa metafora che poi riutilizzò anche in vari discorsi e che io trovo molto potente. Lei disse: quando fra 50 anni, no,
io avrò, vabbè, all'epoca sui 15 anni, avrò 65 anni, parlerò ai miei nipoti di voi, no? E che cosa volete che dica di voi? Cioè, come volete essere ricordati? Rispetto a quello che avete fatto, che non avete fatto, il mondo che avete consegnato e non consegnato. Questa domanda secondo me è molto interessante perché rovescia la questione, cioè secondo me la pone da un punto di vista in cui il problema non è semplicemente che cosa noi facciamo per chi viene dopo di noi o per gli altri invisibili, per le specie animali, per gli immigrati, eccetera. La questione è chi siamo noi, cioè nel senso come il rapporto e la capacità di guardarci in relazione con queste diverse soggettività definisce chi siamo noi oggi, in questo momento, nelle scelte che facciamo. Quindi è qualcosa che interroga il senso di noi stessi. Da questo punto di vista io credo che la sfida ecologica sia una sfida che rimette in gioco la percezione del nostro essere viventi in questo mondo insieme ad altri. Quindi credo che in questo momento ci siano molti movimenti che lavorano per aiutarci a riconoscere tutta una serie di presenze invisibili che comunque sono importanti appunto nel nostro mondo, nella nostra contemporaneità. La difficoltà forse è di intrecciare queste voci, cioè di superare la frammentarietà e di essere capaci di sviluppare un immaginario capace di tenere viva questa pluralità di voci. Chiudo dicendo che uno degli antidoti che io in questi ultimi anni ho avuto rispetto alla possibile caduta nel pessimismo di cui parlava Adriano prima è il fatto di leggere anche, per esempio, voci di altre parti del mondo. Soprattutto negli anni di pandemia mi ha colpito molto perché mi è capitato di leggere molti testi di altre tradizioni culturali, di testi di indigeni che riflettevano sui temi della crisi ecologica, sui temi della crisi pandemica, eccetera, ed erano testi che venivano da popolazioni che sono state decimate per secoli da invasioni, violenze, guerre, pandemie, eccetera, quindi hanno una certa esperienza su problemi di catastrofi, di pandemie, di crisi del mondo, eccetera. E la cosa che mi ha colpito è che questi testi erano molto più aperti al futuro, alla trasformazione, al cambiamento di quanto non siamo noi. Cioè, probabilmente sono testi di persone che hanno fatto i conti con le difficoltà del cambiamento, ma anche hanno acquisito, diciamo, la capacità di continuare a pensare, no? Di non evitare, di fare i conti, diciamo, anche con le difficoltà, le tragedie, ma anche di coltivare la creatività. Prima Adriano parlava di trascendenza, sicuramente c'è bisogno di risorse politiche ma anche di risorse spirituali, lo dico in senso lato, non ne faccio una questione di fedi, ne faccio una questione di capacità di andare oltre, di saper vedere oltre, di saper nutrire appunto l'immagine anche di ciò che non è ancora presente. Grazie Marco, forse anche abbiamo bisogno di un po' più di lentezza perché questi ritmi ai quali ci costringono non aiutano a pensare, a riflettere su chi siamo, quindi un po' più di lentezza. Mi hai fatto venire in mente una cosa con queste presenze invisibili che mi ha colpito, captata alla radio, sempre proprio negli spostamenti veloci, mi pare che fosse Stefano Mancuso che faceva un esempio di un esercizio che fa in aula con i suoi studenti. Mostra una foto con una foresta, quindi praticamente soltanto alberi, chiede agli studenti che cosa si vede in questa foresta e gli studenti dicono che non c'è niente.
mostra una foto con palazzo, piscina e cose varie e gli studenti reagiscono dicendo c'è un palazzo, c'è una piscina, c'è un'auto. Quindi forse avremmo anche bisogno di guardare un po' meglio a quello che c'è attorno di noi, perché effettivamente ci sono molte cose invisibili che non vediamo, alle quali invece dovremmo prestare particolare attenzione. Io avrei una marea di domande ancora da farvi, ma il tempo corre, quindi ve ne faccio una sola a entrambi, anche perché siamo in un contesto un po' particolare, così prepariamo il pubblico eventualmente se vuole a decidere, ecco, se qualcuno vuole intervenire, così facciamo fare anche domande a chi è presente finché ci pensano e si preparano al microfono che arriverà in mano. La domanda che vi faccio, visto che siamo all'università, che cosa può fare l'università per agevolare la transizione culturale? Come può comunicare? Comunica bene? Comunica male? C'è qualcosa in cui sbaglia? C'è qualcosa in cui può fare di meglio? Domanda difficile perché almeno noi abbiamo un servizio, almeno nel nostro Ateneo di Padova, dedicato alla sostenibilità, agli aspetti eco. Ogni anno facciamo un festival di iniziative per coinvolgere i cittadini padovani su queste tematiche, quindi c'è consolidato ormai da tanti anni un settore ad hoc per l'università. Abbiamo fatto anche iniziative, possiamo discutere o meno, per eliminare la plastica, c'è una serie di cose che credo che quasi tutti gli atenei d'Italia abbiano fatto in questi ultimi anni. Io credo che sono due i versanti su cui come Ateneo possiamo dire qualche cosa. La prima è che dobbiamo essere i primi a livello di proprio di realtà quotidiana a saper incarnare le cose in cui crediamo. Perché vedete, l'impressione è che ci sia una sorta di, come dire, di intrattenimento pubblico. Siamo intrattenuti da belle parole, da belli pensieri, da bei valori, ma l'impressione è che l'intrattenimento serva per distrarci e dobbiamo un po' uscire dall'intrattenimento, cioè dobbiamo avere la forza di mettere in campo, con tutte le difficoltà del caso, quello che si propugna. Se non siamo i primi ad essere testimonianza di quello che andiamo dicendo, non siamo credibili. E quindi molte cose possono essere ancora fatte, devono essere fatte, partendo dal fatto che un Ateneo, almeno come tutti i grandi Atenei, hanno un impatto sulla città, sull'ambiente importantissimo, e credo che questo debba essere non come dire, non essere lo spazio di un festival durante l'anno, ma diventare una sorta di impegno pratico a livello quotidiano affinché gli stessi studenti all'interno della comunità si sentano comunità. A me spaventa quando i miei studenti, chiamandosi gli uni verso gli altri, si chiamano colleghi. Mi spaventa, mi spaventa. Vuol dire che è diventato una specie di azienda formativa come tante altre. Quando ero studente io ci si chiamava compagni, adesso è démodé per motivi politici, però forse c'è la necessità, credo, di uscire da una logica aziendalista in cui l'Ateneo e gli Atenei italiani sono stati ficcati da una serie di riforme orribili, e cominciare a ritornare ad essere comunità. Poi c'è ovviamente il versante della componente, se vogliamo, degli accademici, degli studiosi. E anche qui io credo che possiamo fare molto, possiamo fare di più, sicuramente. Tenete presente però che c'è un problema quando si mette in gioco la scienza, ed è il fatto che la scienza, come tutte le attività umane,
è piegabile sulla base di alcuni interessi. Negli storici della scienza usano uno slogan che era stato trovato su una nota aziendale di una grande corporation del tabacco. La nota era: il nostro prodotto è il dubbio. Cosa voleva dire? Voleva dire che tutte le grandi industrie che hanno prodotto prodotti che hanno conseguenze dannose hanno contestualmente arruolato scienziati, finanziato ricerche compiacenti per creare che cosa? La messa in scena del dibattito tra studiosi, che in realtà è un finto dibattito, serve soprattutto ai politici, non è il dibattito costruttivo che c'è nella scienza, è semplicemente produrre il dubbio. Sui cambiamenti climatici si è fatta la stessa cosa. I cambiamenti climatici non è che avverranno, sono già avvenuti, noi siamo già cambiati. Cioè non è che stiamo parlando di qualche cosa che riguarda il futuro, ma se noi andiamo a vedere tutto quello che viene fatto, nel momento in cui esce un report, vedrete che subito ne esce un altro e dice ma quello è una cosa che funziona o non funziona. Cosa pensate che il negazionismo davanti a certi fenomeni venga dal nulla? Cioè sia il frutto di menti prese da fantasie cospirazioniste? Ma in realtà trovano alimento enorme in siti dove vengono pubblicati articoli che minimizzano determinati impatti e il pubblico non riesce ad avere un accesso diretto a come vengono prodotti questi dati. Vengono finanziati da industrie che hanno interesse in quel settore. E allora è evidente che dobbiamo renderci conto che la scienza è un'attività umana e come tale può essere piegata. Credo stia alla responsabilità di tutti noi che facciamo scienza di essere il più possibile appunto rigorosi davanti a questi fenomeni e avere anche il coraggio di fare ricerche scomode che vanno laddove non ci si aspetta che qualcuno vada. E per citare l'intervento di Marco sugli invisibili, occuparci anche di persone che sono ai margini dell'attenzione. Quindi andare in qualche modo a occuparci anche di segmenti di popolazione che ad esempio io non trovo mai nei discorsi sui cambiamenti climatici se non come quelli che fuggono dei cambiamenti climatici, che sono appunto i migranti. Paradossalmente io mi occupo anche di protezione civile, di coinvolgimento di cittadini per cercare di adattarsi ai cambiamenti climatici, perché la mitigazione va su scale ovviamente molto più ampie. I migranti non ci sono mai, le comunità dei migranti è come se non esistano, no? È come se fossero un corpo della popolazione che è avulsa da queste problematiche ambientali. Sono autoesclusi, li escludiamo noi, non li interpelliamo. Allora, credo che da questo punto di vista come studenti e come docenti possiamo fare di più. Credo che una cosa che stiamo facendo in modo ormai consistente da tanto tempo è un'alleanza tra noi ricercatori e i cittadini, perché i cittadini sono nostri alleati nel produrre conoscenza. E questo è anche un modo che li avvicina a cosa vuol dire fare scienza, capire cos'è la conoscenza, come si produce. Credo che sono tutti dei passaggi importanti che dobbiamo fare. Saranno passaggi lenti, ma da qualche parte bisogna iniziare per, come dire, entrare in una logica in cui, come sempre diciamo, il nostro studio, il nostro lavoro non è fatto
per qualcuno, su qualcuno, ma con qualcuno. Grazie Adriano. Marco? Ma intanto condivido molto quello che ha detto Adriano. Aggiungerei, diciamo, alcuni punti o sottolineerei alcuni elementi in più. Allora, intanto una cosa a cui tengo molto è sempre per via del fatto che dobbiamo pensare anche in qualche misura come in qualche misura siamo coinvolti nei problemi di cui parliamo. Quindi credo che l'università o la cultura universitaria abbia una responsabilità rispetto al modo in cui siamo abituati a pensare a questi problemi. Una di queste responsabilità è legata al fatto che abbiamo un'architettura dei saperi che ci ha abituato a pensare attraverso schemi e steccati disciplinari molto rigidi, sempre più rigidi, nel senso che poi si parla così di interdisciplinarità, di transdisciplinarità, eccetera, ma in realtà il funzionamento dell'università è molto catturato dentro le logiche degli steccati, quindi se tu pubblichi o scrivi o frequenti o fai cose che non sono di quel settore, eccetera, nel tuo futuro accademico è una cosa che potresti pagare. Ecco, questa è la realtà, diciamo, dei fatti. Ora, che rapporto c'è tra questo e la crisi che stiamo vivendo? Secondo me un rapporto c'è, perché la crisi ecologica è frutto di una segmentazione prima all'inizio Adriano parlava di schizofrenia, no? Se vogliamo c'è una scissione anche nei saperi, no? Pensate alla scissione tra le scienze naturali o le scienze dure, le scienze della terra e dall'altra le scienze umanistiche, come se si potessero affrontare le questioni di cui abbiamo parlato stasera senza, non dico mettere assieme, ma senza vedere, come si dire, l'inseparabilità tra le due cose, no? La questione climatica non è un elemento che riguarda solo la fisica, la chimica dell'atmosfera o non so, la vita dell'oceano, eccetera, ma riguarda, che ne so, come mangiamo, come ci spostiamo, come consumiamo, ma anche come scegliamo, no, come stiamo assieme, come comunichiamo. Quindi è assurdo, diciamo, finché abbiamo una mentalità e una scienza che è così frammentata e che ci spinge, no, a saperi così frammentati, secondo me non avremo gli strumenti per affrontare questa crisi. Quindi, da un certo punto di vista, io credo che dobbiamo ripensare l'architettura dei saperi nell'università, che non significa perdere anche i saperi specialistici, ma insistere sul fatto che c'è bisogno di connessioni. Caillois tanti anni fa parlava di scienze diagonali, cioè di tipi di sapere capaci di integrare e connettere e pensare assieme o da punti di vista diversi problemi complessi. Abbiamo bisogno di una complessità di tipo nuovo, di tipo ecologico, che ancora non abbiamo né nelle scienze cosiddette dure né in quelle umanistiche e sociali. In secondo luogo, credo che dobbiamo innovare le nostre pratiche, cioè abbiamo bisogno di pratiche didattiche nuove, per esempio in cui se parliamo così del mondo, della realtà attorno a noi, coinvolgiamo soggetti di questa realtà per parlare con noi, con gli studenti, dei temi, delle questioni. E quindi da questo punto di vista di creare degli spazi di dialogo, diciamo, tra l'università e il contesto attorno, così come anche una ricerca che sia nel mondo. Se posso permettermi, non perché sono qua con noi stasera, ma perché effettivamente è un libro che mi ha colpito, il libro Cattive Acque, appunto curato da Adriano Zamperini e da Maria Luisa Menegatto. Io l'ho trovato veramente peculiare da questo punto di vista, cioè è raro trovare dei docenti accademici che facciano una ricerca sul campo su un tema così spinoso e così scomodo anche politicamente,
e che mettano al servizio, come si può dire, di una collettività, di quello che forse possiamo chiamare un bene comune, anche un'esperienza, una competenza, degli strumenti analitici, scientifici, eccetera, e che sentano questo non semplicemente come un impegno civile, ma come parte del proprio lavoro universitario. Ecco, io credo che abbiamo bisogno di una ricerca di questo tipo, cioè che sia capace di, come si può dire, camminare nel mondo, di non mettere degli steccati tra soggetti e oggetti della conoscenza, di valutare anche i saperi che vengono dai soggetti che di solito sono, diciamo, quelli a cui somministriamo questionari o somministriamo appunto insegnamenti. E credo anche che abbiamo bisogno di, come si può dire, di ampliare le idee della scienza. Non approfondisco, ma c'è tutto un dibattito, per esempio, sulla post-normal science, sulla scienza post-normale, che richiama la necessità comunque di discutere le opzioni, gli scenari assieme alla gente che è toccata dagli effetti delle scelte, dei cambiamenti che affrontiamo quotidianamente. E forse da ultimo mi verrebbe da dire abbiamo bisogno di ampliare i canoni e quindi da questo punto di vista di nutrire, come si può dire, gli immaginari rendendo più, come si può dire, più ospitali possibili le nostre discussioni anche a punti di vista eterodossi, magari anche discutibili, ma che vale la pena appunto con cui aprire un confronto e un dialogo anche critico, ma sempre con l'idea che come si può dire, che l'innovazione abbia a che fare anche col confronto tra punti di vista differenti. E infine concludo dicendo, secondo me, un tema che oggi abbiamo bisogno di pensare è un tema a cui abbiamo dedicato un convegno a cui appunto erano presenti anche Adriano e Maria Luisa, è la necessità di pensare oggi la discontinuità. Ecco, questo credo che sia un compito che dobbiamo darci come studiosi, come accademici, come pensatori, cioè pensare che il futuro probabilmente sarà diverso da come abbiamo conosciuto il passato per tanti aspetti e il presente, e forse abbiamo il compito di aiutarci collettivamente a immaginare delle strade che rendano questa discontinuità attraversabile, affrontabile, sopportabile e anche forse creativa. Grazie Marco. Chiediamo allora se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare qualche domanda. Io mi scuso con Maria Luisa perché prima devo averti chiamato Marilena, ma perché sono molto stanca. Il libro al quale facciamo riferimento è questo, Cattive acque, che è curato proprio da Adriano Zamperini e Maria Luisa Menegatto. Scusami per prima. Allora, c'è qualcuno che ha qualche curiosità, vuol fare qualche domanda? Io ne ho fatte molte, ahimè, troppe forse, ma... Allora, buonasera. Io ho trovato molto interessante e per certi versi direi quasi nobile e coraggioso l'ultimo discorso che ha fatto il professor Zamperini, appunto trasformare una forma di intrattenimento pubblico in un qualche cosa di più concreto, come potrebbe essere eventualmente un'azione politica. Ok. Ora, diciamo che secondo me il punto della questione culturale, visto che si parlava proprio di università, è che la scuola, l'educazione, viene in un certo senso a farsi forza sempre di un ideale libertario, e lo fa in maniera molto sbandierata e orgogliosa, di una cultura che libera. Soltanto che, giustamente, come faceva notare il professor Zamperini, esiste anche un certo modo di usare la cultura che può legittimare delle forme prevaricanti, delle forme oppressive, delle violenze. Cioè, non dovremmo presumere che la cultura sia positiva in sé. Dovremmo invece, al contrario, interrogarci su come questa cultura viene utilizzata e in particolare, anche facendo una generalissima ricognizione storica, vedere quale ruolo è attribuito per esempio all'arte o alla religione o alla filosofia e magari oggi alla scienza
per legittimare tutta una serie di scelte di carattere politico. La legittimazione è fondamentale perché nel momento in cui viene riconosciuta socialmente può agire in maniera indiscriminata, non viene più problematizzata. Ok. Ora, detto questo, quindi, è un problema molto sentito passare dalle parole ai fatti. Quello che vi chiedo personalmente, e in particolare al professor Zamperini, è se lei è coinvolto in qualche tipo di attività politica, se lei sa trasformare queste parole in fatti. Allora, non sono coinvolto in attività politiche organizzate, perché temo che mi caccerebbero dopo 2 secondi appena varcato la soglia. Diciamo che se dovessi segnalare forse il contributo che maggiormente ha avuto un impatto anche politico, se vogliamo, oltre che civile, anche giuridico su parecchie persone, è stato quando, sempre appunto con la professoressa Maria Luisa Menegatto, abbiamo seguito per 10 anni le vicende del G8 di Genova. E vicende che abbiamo anche documentato con pubblicazioni e altre cose, e sapete che l'ultima istanza di giudizio è stata svolta presso la CEDU, dove dei ricorrenti italiani, ovviamente assistiti da alcuni avvocati, hanno fatto ricorso come estremo grado di giudizio per venire riconosciute le violenze subite. In modo particolare noi ci siamo occupati delle violenze perpetrate all'interno della caserma Bolzaneto. Probabilmente lo sapete, ma è a caserma Bolzaneto il grande buco nero della vicenda del G8 di Genova, nel senso che è l'unico luogo dove non ci sono filmati. Il G8 di Genova, tra le altre cose, apro la piccola parentesi, molti dei temi di ecologia erano presenti al G8 di Genova, questo va anche detto, chiuso parentesi, però diciamo che la vicenda del G8 di Genova è stata la vicenda forse più videofilmata come evento a livello mondiale. Però c'è un grande buco nero. Il buco nero è la caserma Bolzaneto, oggi diventata una biblioteca per bambini. Ebbene, quando è stato il caso di fare ricorso presso la CEDU, gli avvocati cercavano degli esperti tecnici che potevano documentare le violenze e le conseguenze, soprattutto patite dalle persone che sono in qualche modo transitate presso questa caserma di Bolzaneto. Ci hanno contattato, io e la professoressa abbiamo steso un report scientifico sulle conseguenze che secondo noi erano state generate da questo tipo di violenza. Il nostro report è stato inserito assieme agli atti processuali. L'esito di questa istanza è stata la condanna dello Stato italiano. Posso aggiungere solo una cosa? Non so se il mio microfono è acceso. Qui mi aiuta Adriano perché andiamo su un percorso un po' più delicato. Forse bisognerebbe cambiare la prospettiva. Non è necessario che una cosa sfoci necessariamente in un'azione politica o in una militanza politica perché abbia valore. Può avere valore a prescindere. Voglio dire, quello che fa per esempio il professor Zamperini è far pensare, che è la cosa migliore che possa fare ed è la cosa più concreta che si possa fare. Perché se tutti noi imparassimo a pensare, a riflettere, probabilmente tutto funzionerebbe meglio. Quindi non può essere soltanto la politica il metro attraverso il quale noi andiamo a assaggiare la bontà di qualcosa che viene fatto.
Perché la politica ha bisogno di idee, lo stiamo vedendo proprio adesso, nel periodo di attuazione del PNRR, in cui questo Paese rischia di fare una brutta figura perché mancano le idee, e i docenti universitari sollecitano le idee, quindi anche se non sono militanti politici, anche se non fanno politica, contribuiscono concretamente nel sollecitare la connessione tra le sinapsi, nel far ragionare, nel far sorgere delle idee. Poi che la politica spesso non ci ascolti è un problema enorme sul quale dovremmo fare un altro incontro del Festival Collegamenti, e magari lo faremo il prossimo anno se Monica avrà ancora l'energia di organizzarlo, e rifletteremo su questo. Marco, scusami, forse volevi dire qualcosa e ti ho anticipato. Cioè ti ho rubato il tempo. Ecco. No, figurati. Ma io, diciamo, credo forse che dobbiamo, sì, ridiscutere il senso della parola politica, ecco, nel senso che poi riportare la questione politica solo alla questione della, come si può dire, dell'attività istituzionale, cioè dei partiti, degli schieramenti, o diciamo, di quel tipo di politica delle appartenenze, dell'identità o cose di questo genere, forse è anche un modo così che rischia di essere limitativo, no, del senso della politica. Io, per quel che mi riguarda, ho alcuni ambiti, diciamo, della mia vita a cui dedico un'enormità di tempo, che riguardano le tematiche appunto dell'ecologia, della decrescita, della sostenibilità, ma anche, non so, faccio parte di reti, insomma, che sviluppano anche pratiche, non so, legate all'economia solidale, ai gruppi di acquisto solidale, alle economie alternative, e cose di questo genere. Oppure l'altro lato su cui lavoro da 30 anni abbondanti è il tema della maschilità, delle relazioni di genere, delle problematiche della violenza, e quindi su questo, diciamo, sono continuamente impegnato in associazioni, progetti, realtà, e devo dire che le mie attività di studioso, le mie attività di cittadino, di volontario, si mescolano, perché non è che c'è, come dire, l'accademico da una parte e poi il cittadino dall'altra. Io credo che la politica abbia a che fare con un senso con il fatto di prendersi cura della polis, no? Di prendersi cura della città o del contesto di cui facciamo parte. A me ha molto colpito, leggendo una studiosa che si chiama Joan Tronto, che è una femminista, una filosofa femminista americana, che ha scritto vari libri sul tema della democrazia e della cura. In fondo noi abbiamo pensato per tanto tempo che la democrazia fosse legata al potere, all'equilibrio dei poteri, alla distribuzione del potere, alla conquista del potere o cose di questo genere. John Tronto ci ha suggerito il fatto che forse potremmo provare a pensare alla democrazia anche in quanto a una distribuzione delle responsabilità di cura, no? E questo forse è più interessante, perché ci dice che se vogliamo essere democratici, dobbiamo distribuire in maniera responsabile l'impegno di cura che mettiamo non solo nei nostri contesti più prossimi, familiari, ma anche nel quartiere, anche nella città, anche nel paese, anche nelle questioni globali, eccetera. E da questo punto di vista io credo che tutto quello che faccio, anche come studioso, sia politico, ma questo non perché io non ho mai avuto una tessera e non mi interessa quel tipo di pratica lì, diciamo, ma dall'altro punto di vista io mi sento profondamente politico in tutto quello che faccio, e credo che non si possa non esserlo, cioè che ci sia solo come si può dire, una consapevolezza della natura politica delle proprie pratiche, anche di ricerca, anche didattiche, anche in qualche modo accademiche, oppure si può fare politica senza saperlo, diciamo. Però, ripeto, questo per me non significa entrare nella logica della competizione elettorale, che è un aspetto della politica per me non quello più interessante,
è anche forse una cosa in cui un accademico si può anche cimentare, voglio dire, ma non ne vedo nessuna, non vedo, come si può dire, che questa sia la mission degli accademici. L'accademico deve fare del proprio meglio per dare strumenti alla discussione pubblica nel capire, comprendere, affrontare, prendere delle responsabilità, scegliere, assumere delle direzioni, anche ampliare gli immaginari, rendere possibili cose che prima sembravano nemmeno concepibili. Questo è il lavoro politico degli studiosi. Grazie Marco, ci sono altre domande? Direi di no, anche perché ci sono i ragazzi che sono qui da questa mattina che sono stremati, quindi io direi che ci fermiamo qui anche per consentire un po' di riposo a tutti, perché loro seguono ogni incontro, organizzano tutto. Anzi, vi chiedo in questo applauso che faremo alla fine di ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questo festival. Io ringrazio moltissimo di nuovo Adriano Zamperini e Marco De Rio per aver avuto la possibilità di imparare molto da voi, grazie. Spero che questo confronto e questo dialogo prosegua anche in futuro, e grazie a tutti voi che avete resistito fino alle 23:05. Grazie mille.